Stefania Auci, Con la C. nata con la C, nata dove? A A Trapani. Trapani, che rimane la mia città d'origine, la città di casa, di famiglia, quindi sono molto molto legata a Trapani. E ugualmente sono legata a Palermo perché comunque sono ormai, ridendo e scherzando, quasi 18 anni che ci vivo. Quindi grande passione verso la scrittura, grande da sempre, al di là che non solo quello, perché so che sei una donna attiva anche dal punto di Tanti vista punti di sociale, vista. da tanti punti di vista, che sono state connessioni. Da dove nasce questa grande esperienza di questo capolavoro? Ma nasce in realtà da due aspetti fondamentali. Intanto, come hai detto bene tu, la grande attenzione, la grande cura per tutto quello che è scrittura e lettura. E poi dalla passione della storia che ho coltivato sin da piccolissima, perché proprio a Trapani da sempre mio padre era appassionato di storia locale, di storia antica e quindi i miei primi libri sono stati proprio quelli di storia, per cui davvero ho dei legami molto forti con questo pezzo di storia, con questo pezzo di Sicilia. Non posso dimenticare che uno dei libri che più ho amato nella mia adolescenza è stato I Vespri siciliani di Walter Galt, e poi successivamente ho scoperto che in realtà Walter Galt era Luigi Natoli. E anche lì grande, grandissimo legame, grande, grandissima passione per un altro capolavoro che spesso viene sottaciuto e dimenticato, che è I Beati Paoli, che secondo me è uno dei libri più belli che sia mai stato scritto e che sia mai stato ambientato a Palermo. E quando hai deciso di scrivere? C'è stato un episodio, c'è stato qualcosa che ti ha portato a scrivere questo tuo capolavoro di Sicilia? Nel 2015 è stato più che altro un suggerimento di un mio amico, anche egli palermitano, che mi ha dato l'idea del scrivere una storia di famiglia. Io l'ho mandato a camminare a passi lunghi e ben distesi. Ogni tanto ridiamo quando ricordiamo questo passaggio. Mi dice: vedi, se non ti avessi dato io lo spunto, io dico sempre: sì, tu mi hai dato lo spunto, poi la pazzia ce l'ho messa io. Quindi sì, ecco. Quindi un amico palermitano serve. Sempre, Allora, questa, sempre. quella che ti ho scritto è una bellissima, una storia della Sicilia, giusto? Una Sicilia che è stata vincente in un certo periodo, anche il titolo del romanzo dà questo senso di vittoria. Tu che idea ne hai di questa, al di là delle cose che hai scritto, ovviamente lì hai messo molto, ma avevi un tuo pensiero che ti spingeva? Io penso sempre che quando uno scrittore scrive in realtà è spinto da qualcosa. Che cosa ti ha spinto in questo processo? Allora, devo dire che intanto c'era la curiosità di raccontare una storia di successo effettivamente di una famiglia di immigrati. Purtroppo viviamo in un periodo storico in cui immigrazione ed emigrazione vengono visti attraverso una lente che spesso distorce la loro essenza, che è quella proprio della politica, senza tenere conto del fatto che chiunque ha qualcosa da dare all'altro, e specialmente al nostro territorio, specialmente la Sicilia, è un'isola di immigrazione e di emigrazione, è un'isola di convivenza di culture. Ecco, quindi già questo dovrebbe spingerci ad avere un atteggiamento sicuramente più critico nei confronti di certi timori e di certi atteggiamenti che fanno male e vanno contro quella che può essere una vera integrazione. Al di là di questo, la mia volontà, il mio desiderio era quello di raccontare una storia che avesse a che fare con la storia vera di quest'isola e che smontasse un po' tutta una serie di pregiudizi, sia in senso positivo che in senso negativo, e potremmo dire anche di una certa mitizzazione che riguarda prettamente questa famiglia. Per quanto riguarda proprio la storia dei Flori, c'è in giro ci sono tantissime pubblicazioni che finiscono per raccontare il mito e quello che mia nonna avrebbe detto il punto di Ligunti, il raccontino, il fatticello, la vulgata, non so neanche io più come definirla. Il fatto storico in realtà è rimasto per moltissimo tempo appannaggio di pochissimi studiosi, soprattutto universitari, professori di storia, tipo il professore Orazio Cancila, tipo il sempre sia lodato Rosario Lentini, che tantissimo ha fatto per quanto riguarda proprio il racconto e della storia di Sicilia e della storia del commercio e della produzione siciliana. Quindi alla fine il mio romanzo, perché comunque sia di una storia romanzata si tratta, con solidissimi addentellati storici, non mi stancherò mai di ripeterlo, non c'è nulla di finto per quanto riguarda i dati storici che sono veramente acclarati. Ecco, il mio romanzo ha avuto forse il pregio di puntare l'occhio di bue su una fase storica che non era ben conosciuta.
Ed è un qualcosa che è arrivato in realtà dopo, nel momento in cui il romanzo ha cominciato a circolare, mi sono resa conto che effettivamente stava succedendo questo, cioè che i siciliani si stavano rendendo conto di aver alle loro spalle una storia, un'importanza, un peso e anche delle capacità che avevano probabilmente ingiustamente dimenticato. Vederti poi tradotta in immagini, so che tu hai partecipato anche alla stesura della cosa, per chi scrive ovviamente hai Sì. le proprie immagini in testa. La curiosità, la prima volta che mi capita di parlare con Eh, qualcuno che ha visto poi le sue visioni trasformate in film. Com'è? Corrisponde, non corrisponde? Le immaginavi allora, diverso? io in realtà non ho partecipato alla sceneggiatura. Sono stata consulente esterna, quindi significa che di fatto mi facevano vedere la sceneggiatura, io potevo dare degli spunti, potevo dare dei suggerimenti, non sempre sono stati accolti, però alla fine dobbiamo renderci conto anche di una cosa, che una cosa è la produzione letteraria, una cosa è la produzione filmica e la fiction, quindi significano canali di comunicazione differenti e destinatari anche differenti. Dal punto di vista emotivo devo dire grandissima, grandissima emozione, grandissimo prio, se mi passate la battuta, bello veramente, contenta perché il lavoro che è stato fatto è stato di alto livello, con una cura estrema per i particolari, per i costumi, una grandissima attenzione per tutto quello che era il territorio. Sicuramente sono soddisfatta. Sono anche molto soddisfatta e lo dico ad alta voce della scelta delle musiche che molti hanno un po' censurato perché non hanno apprezzato questa mescolanza tra antico, tra virgolette, e moderne, ma io in realtà ho amato moltissimo scelte e scelte e penso che anche siano sintomatiche del fatto che questa sia una storia esemplare, proprio per la sua caratteristica. Proprio perché oggi più che mai abbiamo difficoltà ad azionare l'ascensore sociale, più che mai al sud, più che mai in Sicilia, e raccontare una storia di chi questo ascensore sociale non soltanto l'ha preso, ma l'ha spinto molto in alto, ecco, forse può dare motivo di fiducia, di orgoglio. C'è stata una grande iniezione di orgoglio in noi siciliani, in noi palermitani, per ora da quando è uscito il tuo capolavoro, ancora più con questa leva della Della fiction serie. e della serie, devo dire che dovunque si parla di questo. È anche quasi pure c'è questa parola che spesso si dice perché i Floria e questo, quindi perché noi viviamo da siciliani sempre, Nel rimorso e nel rimpianto, e questa è una infatti. caratteristica che forse dovremmo scrollarci di dosso perché vivere nel passato, vivere nel rimpianto, vivere nel rimorso non ci fa vedere il presente, non ci fa accettare e assimilare con forza l'idea che a volte non deve calare dal cielo il buono e il bello, e forse il buono e il bello ce lo dobbiamo cercare, dobbiamo sbracciarci, dobbiamo cercare e valorizzare quello che c'è sul territorio. Noi non possiamo dimenticare assolutamente, ritorniamo un po' al tema della immigrazione, dell'emigrazione, che moltissimi dei nostri giovani studenti alla fine finiscono per andare non fuori dall'Italia, cioè non fuori dalla Sicilia, ma proprio fuori dall'Italia. E questo è un dato, secondo me, molto preoccupante su cui noi dovremmo fermarci a riflettere. Noi abbiamo tutto sommato, nonostante si provi da più parti di demolirla, abbiamo una scuola che funziona, abbiamo una ottima preparazione che diamo ai nostri ragazzi, abbiamo delle università che forniscono delle preparazioni di altissimo livello. Questo bagaglio culturale viene speso, preso e investito in altri contesti europei o extraeuropei. Noi esportiamo la nostra cultura ma non portiamo ricchezza, quindi questo è un dato che dovrebbe farci riflettere noi effettivamente, anche in base a quello che è uscito nell'ultimo rapporto del Censis, noi effettivamente stiamo andando incontro non soltanto ad un inverno demografico ma anche ad un inverno culturale e questo davvero secondo me è un'emergenza del nostro paese, non solo del nostro contesto. Fermarsi e pensare che probabilmente proprio dal basso, e quando intendo basso dico dal basso geografico, dalla Sicilia, dal sud, possa pensarsi di ripartire e cercare di tenere dentro questi ragazzi, probabilmente è una chiave di lettura. O forse si potrebbe pensare a ripristinare un'attenzione nei confronti di tanti mestieri dimenticati, penso per esempio alla coltivazione. Noi abbiamo dei territori con una naturale vocazione all'agricoltura, penso al grano, penso al vino, penso agli oliveti. Spesso si ha difficoltà a trovare della manodopera anche poco qualificata o non qualificata, quindi
Ritorniamo al discorso dell'immigrazione. Probabilmente l'inserimento di una forza lavoro che viene da un contesto non europeo potrebbe portare alla rivivificazione di borghi rurali, alla riscoperta o alla riattivazione di coltivazioni antiche. È tutta una questione di cambiare probabilmente prospettiva. Ho scelto un posto che è Iconico. simbolico per la città. Siamo in un posto a cui passa il carro, è Esatto. fortemente identitario ed è anche un posto che è legato in maniera forte alla cultura della città. Come pensi, in che modo tu pensi che la cultura possa diventare, debba sempre più, se può esserlo, uno strumento per questo sviluppo di cui parlavi? Allora, al di là della facile battuta sul si potrebbe vivere di turismo tutto l'anno, di cui abbiamo veramente piene le tasche, per Basta. non dire un'altra cosa, esatto. La cultura in realtà passa anche attraverso un lavoro sinergico sul territorio e passa anche attraverso una collaborazione forte con varie istituzioni. Per esempio attraverso l'università, per esempio attraverso la trasformazione delle scuole in centri di eccellenza, attraverso gli scambi culturali. Porta Felice è una porta senza soffitto, quindi significa un guardare anche oltre, verso il mare, verso il Mediterraneo. E sarebbe molto interessante incrementare quelle partnership che già ci sono e sono numerose, per esempio con le università del Nord Africa. Accade già con l'università, se non ricordo male, di Tunisi, ma ci sono davvero tante facoltà universitarie che potrebbero serenamente dialogare, secondo me, con l'Africa. Penso per esempio alle numerosissime università che si trovano al Cairo e che vedono anche una forte presenza di dipartimenti di italianistica. Penso appunto a Tunisi, penso alle università marocchine, che sono molto interessanti, che stanno facendo proprio anche un lavoro di ricerca sul territorio per quanto riguarda le coltivazioni. Quindi la cultura si esporta, secondo me, non soltanto guardando e chiedendo sussidi all'Europa, ma anche sbracciandosi, ripeto, e guardando dall'altra parte del Mediterraneo. La nostra è una posizione, è una vocazione naturale. Negarla significa negare fondamentalmente la nostra stessa origine, la nostra stessa essenza. E poi un'altra cosa che riguarda sicuramente la cultura potrebbe essere anche l'incentivazione di una ripresa del centro storico. Questo lo dico un po' a mo' anche di monito. Uno dei motivi per cui, per quanto riguarda la serie, è stato scelto di girare a Roma, quindi in un teatro che poi è un teatro all'aperto, che è stato realizzato all'interno degli studi della Videa, è stato quello appunto, come dicevo, uno dei motivi è stato quello che il centro storico di Palermo è molto degradato. Nonostante ci siano lavori di ripristino, nonostante ci siano lavori di cura, però spesso tutto quello che ha a che fare con l'esterno dei nostri palazzi è afflitto, non uso questa parola a caso, da fili, corde, parabole, tende, cioè un panorama che indica una scarsa cura, per non dire addirittura una mancata cura dell'estetica. E che ne vogliamo? L'estetica e la cultura vanno di pari passo. Non si può pensare che l'estetica debba essere qualcosa di secondario. Sì, il turista magari può gradire, può trovare buffo, curioso, folcloristico il sacco dell'immondizia o la biancheria stesa a stendere male, ecco, neanche messa per bene in alcuni palazzi, oppure ancora l'aria molto decadente di alcune facciate, però poi alla fine sul lungo periodo questo non paga. Quindi un'attenzione maggiore alla viabilità, un'attenzione maggiore alla cura, non solo estetica, ma proprio del patrimonio. Ecco, tutto questo non è vivibilità solo per i palermitani, è cultura intesa a 360 gradi. La cultura passa attraverso la cura del sé e la cura delle persone e delle cose che ci stanno accanto. Ora, purtroppo in città io questa cura non la vedo. Niente che dire. Grande passione, grande sicilianità, grande passione e amore per questa terra che poi penso siano... Grande amore, che è quella che poi mi fa parlare anche con rabbia, vedere le cose negative e dire perché non riusciamo a portare avanti un disegno, un progetto organico di rinascita di questa città, perché si può. Al di là che si deve anche per, diciamo, per rispetto proprio
Viva Dio! Infatti, perché li abbiamo e poi comunque si deve. Noi nel nostro piccolo, come tanti piccoli, facciamo la nostra parte, proviamo a farla, proviamo a farla unendoci al meglio, raccontando anche degli esempi virtuosi, perché ci sono tanti esempi virtuosi. E diamo voce allora agli esempi virtuosi e raccontiamo quello che c'è, quello che si può fare, così come state facendo voi. Soprattutto la cosa che secondo me sarebbe importante sarebbe quello di cancellare o comunque soppiantare, ecco, il cinismo molto siciliano e ancor di più molto palermitano, che in realtà non fa altro che nascondere questa sorta di profonda rassegnazione, che nulla cambia, quel che nulla cambia, che pesa nella nostra cultura, che pesa nel nostro modo di essere. Questo non è vero, questo può cambiare. Il cinismo è un modo di prendere le distanze per non fare conti con la delusione. Invece proprio per questo motivo noi abbiamo bisogno di continuare e di ricominciare a sperare in grande. E sperare in grande non significa soltanto lavori di facciata, significa un lavoro profondo sulla cultura inteso come senso di educazione. Noi già ci siamo riusciti. Nel 92 c'è stato un profondo cambiamento interiore della città e della Sicilia tutta. Non possiamo però e non dobbiamo aspettarci sempre gli eventi traumatici per poter innescare i grandi cambiamenti, anche perché è ingiusto e probabilmente non è neanche sintomo di una grande maturità. Ma pensare di effettuare un cambiamento, di scrollarci proprio di dosso questo cinismo, questa amarezza, forse ci può portare a guardare le cose, ripeto, in un'altra maniera. Siamo ottimisti, siamo Sempre. fiduciosi, dobbiamo esserlo sempre. Invitiamo, intanto ringraziamo Stefania Grazie Auci a voi. per questo bellissimo omaggio. Persone come te, io dico, sono valore aggiunto nel mondo, perché portano avanti bellezza, storia, quindi non è soltanto la È storia anche arrabbiata. di una grande... ma la rabbia è proprio perché scaturisce dalla volontà di Esatto. creare bellezza e quindi grazie per questa Grazie a voi. bellissima intervista, complimenti per la tua opera d'arte. Invitiamo tutti, chi non l'avesse fatta, a scoprire questa storia, ma a innamorarsi della penna assolutamente di Stefania Auci. Grazie mille.